Il fenomeno delle truffe online è un fenomeno piuttosto diffuso. Rispetto all'anno scorso sono aumentate di circa un 20%. Adiconsum lancia l'allarme per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. Le truffe online sono in aumento in tutta Italia, ma in particolare in Veneto. Le province più interessate sono quelle di Verona, Venezia e anche Treviso. Tra le truffe più in voga il phishing, una truffa informatica che mira a rubare i dati personali degli utenti fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. Il termine deriva dal verbo inglese phishing, che significa pescare e allude all'uso di tecniche sofisticate per pescare informazioni sensibili come password, codici di accesso o dati di pagamento. Ad essere pescati nella rete non sono solo gli anziani. Mi hanno contattato con il numero con cui mi contatta la banca per le informazioni e le comunicazioni ufficiali, chiedendomi di cliccare su un link perché è risultato un trasferimento non acconsentito dal mio conto, cosa che poi in realtà non è mai accaduta. In questo modo una persona vede la comunicazione sul numero ufficiale della banca, clicca sul link e dopo inserisce i dati in un sito fasullo e si trova truffato. Per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori, Adiconsum consiglia di non fornire mai i propri dati personali o bancari a sconosciuti, di verificare sempre la fonte e l'affidabilità delle comunicazioni ricevute. Bisogna tenere a mente che la propria banca difficilmente contatta il cliente tramite un messaggio di posta elettronica e comunque se lo si riceve conviene sempre, prima di fare qualsiasi operazione, contattare direttamente l'istituto di credito per chiedere conto di questo tipo di messaggio.